Margherito Ceschin è stato estradato, l'ultimo dei presunti killer. Si tratta di Joel Luciano Lorenzo, atterrato questa mattina a Fiumicino. Si trova ora a Rebibbia a disposizione degli inquirenti trevigiani. Baby Gang, l'ULSS 2 corre ai ripari ed è pronta a formulare una proposta specifica. Sul tavolo della prefettura ci servono almeno 10 educatori di strada, preannuncia il direttore Benazzi. Decreto Caivano e obbligo scolastico, 2 studenti supportati dal sindaco di Ponte di Piave a rientrare in classe dopo un lungo periodo di assenza. In un caso era dovuto a episodi di bullismo. Furti nella Marca, la rabbia dei cittadini e la crescente voglia di armarsi. In aumento l'acquisto delle armi di libera vendita. Incendio ieri sera a San Biagio di Callalto in un'azienda specializzata nella vendita di macchine per il giardinaggio, distrutti 2 trattorini rasaerba, indagini in corso. Fine settimana di mobilitazione per la Lega con la raccolta di firme su candidato presidente, terzo mandato, una chiamata di popolo, l'ha definita oggi il governatore Zaia. Fase di meteo instabile sulla Marca trevigiana, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla. Tra domani e martedì si preannunciano piogge intenso e vento forte. Una storia dimenticata, quella degli internati militari in occasione della giornata della memoria. La provincia di Treviso dedica loro un libro e una mostra. Parla il figlio di un internato, con il suo no ai fascisti aiutò a fondare la Repubblica. Bentrovati, buonasera, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, gli sviluppi sul delitto di Margherita Ceschin. Era il giugno del 2023 a Conegliano. Oggi è stato estradato l'ultimo dei presunti killer. Si tratta di Joel Luciano Lorenzo, l'uomo 25 anni atterrato questa mattina a Fiumicino. Si trovava nella Repubblica Dominicana, dove era stato arrestato nell'ottobre scorso. Adesso è nel carcere di Rebibbia a disposizione degli inquirenti trevigiani. L'operazione è stata condotta dalla Criminal Pol. È sbarcato all'aeroporto di Fiumicino alle prime luci dell'alba Luciano Joel Lorenzo, arrestato nella Repubblica Dominicana lo scorso ottobre con l'accusa di essere il terzo uomo della banda criminale che il 23 giugno 2023 uccise nel suo appartamento di Conegliano la 72enne Margherita Ceschin. Un delitto su commissione, quello della donna, il cui mandante sarebbe stato l'ex marito, l'imprenditore agricolo ormai 81enne Enzo Lorenzon, che all'ex moglie non voleva più versare l'assegno di mantenimento da quasi 10.000 euro al mese. Questo almeno il movente principale, secondo l'accusa. Joel, 25 anni appena, è stato sempre scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il cosiddetto SHIP della Criminal Pol, diretta dal prefetto Raffaele Grassi. Il giovane, fino al giorno dell'arresto a San Juan de la Maguana, risultava latitante. In meno di 3 mesi l'estradizione è diventata realtà. Ora si trova in carcere a Rebibbia a disposizione degli inquirenti trevigiani. L'avvocato Fabio Crea è il difensore dello stesso Enzo Lorenzon. Direi che è un elemento importante perché può servire a far chiarezza, a delineare tutto il quadro rispetto a quello che è un importante fatto che ha colpito la provincia di Treviso. La notizia dell'avvenuta estradizione arriva pochi giorni dall'apertura ufficiale del processo in tribunale a Treviso. Resta da capire che peso potrà avere la sua versione dei fatti. Bisognerà capire quella che è l'approccio e la volontà da parte dell'estradato rispetto a quelle che sono sue eventuali dichiarazioni nell'ambito del processo a questo punto. Chiaramente potrà essere utile per chiarire tutto il fatto. Ma sono ore importanti anche per un altro delitto che ha sconvolto la Marca, quello di Anica Panfile, la 31enne trovata morta nel Piave e per cui si trova alla sbarra Franco Battaglia. Lo stesso avvocato Crea ha trascorso la domenica nel suo studio legale. Nell'ultima udienza è emerso come la donna e il suo convivente fossero stati destinatari di minacce e intimidazioni da parte di una non meglio specificata banda albanese e potrebbe non essere l'unico colpo di scena. Domani è un'udienza molto importante, saranno sentiti tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, e cioè i carabinieri che hanno svolto le indagini. Ci sono moltissimi punti da chiarire e credo che sarà un'udienza molto importante anche e soprattutto dal punto di vista difensivo a favore del Battaglia. Quindi dobbiamo attenderci qualche colpo di scena? Lo vedremo domani.
Il tema delle baby gang e della sicurezza in città, sapete, ha infiammato il dibattito soprattutto nell'ultima settimana, ma sul tavolo della Prefettura presto arriverà una proposta specifica operativa dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Ad anticiparla ai nostri microfoni è il direttore generale Benazzi, che dice ci servono almeno 10 educatori di strada. E questi sono gruppi di ragazzi che stanno in branco, lavorano in branco, di utilizzare, ne parlerò anche a Sua Eccellenza il Prefetto, gli educatori di strada. Sono educatori professionali, giovani, che sono abituati o nelle comunità o in altre situazioni a lavorare con i giovani. Speriamo che con l'inserimento di questi si possa arrivare al recupero di qualche ragazzo e portarlo a ragionare in modo diverso. Di fronte a un problema nuovo e per certi versi emergenziale come quello delle baby gang, servono strumenti innovativi e i cosiddetti educatori di strada potrebbero fare la differenza. A esserne convinto il direttore generale Francesco Benazzi, pronto a chiedere ufficialmente il loro inserimento negli organici di ULSS e comuni. Non sono psicologi, sono un corso, fanno una scuola particolare, sono degli educatori, cioè coloro che insegnano i comportamenti, stanno con i ragazzi, creano relazioni tra i ragazzi, utilizzano mezzi e sistemi nuovi per poter appunto approcciare i giovani usando il loro linguaggio. Insomma, figure professionali capaci di intercettare il disagio e la violenza scendendo nelle piazze, nei giardini pubblici e nei quadranti più caldi, non solo a Treviso città, ma in tutti i centri interessati della Marca. Tenendo conto della situazione attuale che si ha nelle città più che altro, credo che una decina di educatori possano bastare per intraprendere questo percorso. Un percorso necessariamente non breve, evidenzia il numero 1 della sanità trevigiana, che scatta una fotografia esatta al fenomeno dopo che il tema baby gang è stato anche affrontato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un trend che preoccupa con risvolti legali, sociali, sanitari. Qua dobbiamo lavorare in sinergia come si sta facendo, non è un tema da sottovalutare, comunque non è un tema neanche da esasperare. Quando si esaspera troppo si dà la possibilità a questi giovani di creare quel sistema che si chiama emulazione. Dobbiamo evitarlo, dobbiamo lavorare magari anche in silenzio, cercando di approcciare nel gruppo il leader del gruppo e su questo lavorare. Decreto Caivano e obbligo scolastico, il tema è del tutto collaterale. 2 gli studenti supportati negli ultimi mesi dal sindaco di Ponte di Piave a rientrare in classe dopo un lunghissimo periodo di assenza. In un caso l'allontanamento da scuola era dovuto a episodi di bullismo. Abbiamo avuto delle situazioni che ci sono state segnalate, per fortuna da parte del dirigente scolastico proprio in maniera puntuale e precisa, che ha permesso di lavorare con la famiglia, lavorare anche con tutte le attività poste in essere dall'amministrazione comunale per non procedere in una situazione in cui c'è un ammonimento e quindi una situazione in cui si apre poi un processo penale. 2 i casi da ottobre ad oggi affrontati dal sindaco di Ponte di Piave Paola Roma nell'ambito del decreto Caivano sulla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo scolastico. Grazie alla tempestiva comunicazione dei dirigenti scolastici alla prima cittadina è stato possibile intervenire in via preventiva, aiutando gli studenti a rientrare a scuola e in un caso anche a portare a galla uno scenario più ampio. In alcuni casi naturalmente il ragazzo aveva anche difficoltà a prendere l'autobus, a recarsi a scuola per una paura magari legata all'essere bullizzato, cosa che poi ci ha permesso di vedere che anche chi naturalmente si rivolgeva in queste situazioni al ragazzo erano dei ragazzi che avevano delle difficoltà anche loro stessi. Il decreto Caivano introduce un nuovo ruolo dei sindaci nell'ambito dell'obbligo scolastico. Secondo quanto previsto dall'articolo 114, dopo la comunicazione del dirigente scolastico al primo cittadino della mancata frequenza per più di 15 giorni di uno studente e dentro 7 giorni questo non riprende la scuola, si deve evitare il raggiungimento delle 247 ore di assenza, mettendo a rischio l'anno scolastico. Il sindaco procede a ammonire il genitore, ovviamente con un'attività istruttoria, nella quale deve chiedere al genitore le motivazioni per le quali il ragazzo non ha frequentato la scuola. Spesso si tratta di situazioni nelle quali i genitori hanno già messo in atto delle azioni per supportare il proprio figlio. Al termine del confronto con la famiglia va resa un'istruttoria.
Il sindaco, qualora ci siano le basi per concludere il procedimento, viene concluso, diversamente deve procedere con l'invio in procura e si tratta di un procedimento penale. In questo caso nella parte relegata al genitore, quindi di non ottemperanza del controllo sul minore, e quindi deve essere poi un procedimento penale che viene aperto rispetto a queste situazioni. La piaga dei furti nella Marca trevigiana cresce tra i cittadini, il desiderio di armarsi e aumenta l'acquisto delle armi di libera vendita. Una volta c'erano solo 2 o 3 persone che parlavano di armi, no? Anche nei post, nei social, perché è un argomento molto complesso, molto difficile e delicato. Invece oggi sembra sdoganato il fatto di dire adesso vado, mi compro una pistola. Non solo paura, l'aumento di furti, rapine e vandalismi sta facendo crescere nei cittadini anche un sempre maggiore desiderio di difendersi da soli. Aumentano coloro che chiedono informazioni per il porto d'armi e per l'acquisto di una pistola, volontà che emerge durante i corsi di maneggio delle armi nei poligoni di tiro. C'è una richiesta molto crescente e loro stessi fanno una piccola scrematura, perché se vedono che la persona va là solo e esclusivamente per un atto di vendetta o la prossima volta ci penso, sono loro stessi che con le loro buone maniere li allontanano e li fanno cambiare un attimo idea. Parallelamente aumentano le richieste di informazioni nelle armerie. E cominciano a informarsi su queste famose armi, chiamiamole di libera vendita, e ne stanno acquistando, purtroppo posso dire tantissime, perché addirittura ci sono delle armerie in Italia che fanno delle promo, quindi veramente incredibile. Questa è una di quelle? Sì, esatto, questa è un'arma libera vendita, quindi come si può vedere è un problema anche in tutti e 2 i sensi, li chiamo io, perché non ha tappo rosso, basta acquistarla con un classico documento di identità e essere maggiorenni, quindi nulla di più. Armi che possono essere facilmente confuse con quelle vere, e i rischi in questi casi possono essere molteplici. Se io ne compro una e la uso male, posso scatenare una reazione verso i ladri che magari loro hanno quella vera e quindi pensano di essere minacciati e possono creare un problema. Altrettanto pericoloso può essere il furto di queste pistole, che potrebbero essere usate dai malviventi per compiere delle rapine. L'appello di furti in corso è dunque quello di evitare la giustizia fai da te e di denunciare sempre alle forze dell'ordine. Intanto l'associazione ha in programma nuovi incontri nei comuni con i cittadini, ma non più come accadeva in passato in orario serale, per i timori di poter trovare la casa svaligiata al rientro. Una paura, racconta Demma, che sta modificando anche le abitudini delle persone. Mentalmente in negozio, faccio l'esempio, io ho tantissima gente che mi arriva fino alle 4:30, 5 di pomeriggio e poi cala perché rientrano subito a casa per la paura di dire no, vabbè, devo scappare perché dopo ho paura che entrano dentro in casa. E vedo addirittura che gente che non porta più i figli a fare delle attività sportive verso sera, perché stavano lì a fare il classico, faccio un esempio, il pattinaggio per 1 ora e mezza, ho detto l'ho ritirata perché lascio casa scoperta 2 ore e quindi non me la sento più, perché poi il danno è talmente grande che non ne vengo fuori. Quindi sta veramente togliendo anche quel poco di svago che c'era delle persone, ed ecco perché proporzionalmente aumenta l'arrabbiatura della gente. Incendio ieri sera poco dopo le 22 in via Roncade a San Biagio di Callalte, in un'azienda specializzata nella vendita e noleggio di macchine per la piccola agricoltura e il giardinaggio. Distrutti dalle fiamme 2 trattorini rasaerba, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Treviso con un'autopompa e un'autobotte hanno tempestivamente spento le fiamme, riuscendo a evitare il coinvolgimento della vicina tensostruttura. Le cause dell'incendio sono al vaglio del personale dei vigili del fuoco. La pagina della politica, con la mobilitazione della Lega su terzo mandato e candidato presidente in vista delle prossime regionali da Caorle. Luca Zaia questa mattina ha parlato di una vera e propria chiamata di popolo dopo le 10.000 firme che sono state raccolte nella giornata di ieri, ma ci sono anche altre reazioni. Io non ho promosso questa raccolta, ringrazio per questa attestazione di stima, so che molti cittadini vanno a firmare, che magari cittadini che non fanno politica. È una chiamata di popolo, come ho detto fin dall'inizio va bene tutto, però non si può fare tutto a prescindere dalla volontà del popolo. Dopodiché guardate, io non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l'ho detto, penso a lavorare, oggi sono qui a incontrare operatori come sempre.
Una chiamata di popolo, così Luca Zaia da Caorle, dove si trova per la fiera dell'Alto Adriatico, definisce la mobilitazione leghista del fine settimana con 10.000 firme raccolte sui nodi del terzo mandato e del candidato presidente per le prossime regionali. Raccolta firme che sta tonificando la base, militanti e non. Nonostante il maltempo, i grandi militanti della Liga Veneta sono scesi in piazza con i loro gazebi a difendere la nostra linea del Piave. Questa mobilitazione, che andrà avanti anche per i prossimi 2 fine settimana, voluta dal segretario Stefani, dimostra che c'è un movimento unito e compatto che sta urlando a grande voce che il Veneto va ai veneti. Toni Barricaderi, quelli di Villanova, nelle ore in cui il portale Affari Italiani diffonde i risultati di un sondaggio commissionato all'Istituto Demoscopico Lab 21.01, secondo il quale il 67,7% degli italiani, la stragrande maggioranza, vuole che venga cancellato il vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione, consentendo così a Luca Zaia e a Vincenzo De Luca di ricandidarsi in Veneto e in Campania. Terzo mandato, retaggio storico da superare, le parole che usa lo stesso Alberto Stefani, segretario veneto del Carroccio, mentre tocca a Gianangelo Boff usare toni all'apparenza più morbidi con gli alleati. Il deputato leghista, sindaco di Tarso, indica la strada della saggezza. Il centrodestra è solido, sta governando bene insieme, secondo me una soluzione la si troverà anche per il Veneto. È ovvio che Fratelli d'Italia non può prescindere alla storia che noi abbiamo come Lega qui in Veneto, con Luca Zaia, con i bravi amministratori che abbiamo, con i tanti comuni che amministriamo. Secondo me alla fine si arriverà a una soluzione saggia che consentirà di governare insieme in Veneto e anche a Roma. Dalla politica all'economia, con l'economia della Marca alle prese con la crisi tedesca del settore auto e i paventati nuovi dazi americani. Dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno la proposta agli imprenditori di aprirsi a nuovi mercati. Il calo con la Germania è significativo, abbiamo un meno 9,4% per Treviso e un meno 6% per Belluno. Nella Marca dunque si esporta sempre meno, al momento un calo complessivo del 2%, con punti importanti come abbiamo sentito Berlino e prossimamente, stando agli annunci della nuova amministrazione Trump, anche in America. Perché c'è il calo? Automotive, c'è la crisi del mercato tedesco, è legata a tutto ciò che è abbinato alla produzione dell'auto e della componentistica. Questo si riflette sulla situazione trevigiana, ma per esempio, ed è altrettanto evidente, gli Stati Uniti non soffrono come nostra capacità di essere presenti in quei mercati, salvo naturalmente quello che si diceva rispetto alle prospettive. La risposta può essere allora ampliare i mercati, come propone la Camera di Commercio, che investe 850.000 euro nell'internazionalizzazione. È una preoccupazione misurata perché le potenzialità per recuperare ci sono grazie alle nostre capacità di personalizzare il prodotto e quindi il prodotto italiano ha sempre il suo mercato. Le nostre province hanno più produzioni, occhialeria, sport system, mobile, il mobile poi tra l'altro è anche in ripresa, agroalimentare e quindi possiamo attingere a mercati nuovi e ci sono le opportunità grazie alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, grazie alla rete delle agenzie. Già a fine gennaio si parlerà di Vietnam, Emirati, Mozambico, Bulgaria, Colombia, ma anche New York come nuove opportunità di vendita. Però a un imprenditore a cui offrite nuovi mercati, la risposta potrebbe essere: chi mi tutela? Sì, ma noi siamo qui proprio per questo, per indicare all'imprenditore quali sono le strade e soprattutto non ci si può improvvisare andare a esportare o andare a investire in un paese estero, bisogna essere guidati, bisogna sapere dove si va, quali sono le leggi, quali sono gli usi e i costumi magari del prodotto che tu vuoi fare lì o che vuoi esportare, quindi non bisogna improvvisarsi, bisogna essere strutturati per fare tutto questo e quindi c'è la rete ovviamente delle ambasciate, consolati, delle Camere di Commercio, delle agenzie, quindi c'è SACE, c'è l'ICE, ci sono gli strumenti per tutelare i nostri imprenditori, bisogna però saperli utilizzare e sapere che ci sono. Non c'è solo la manifattura, c'è anche il turismo e dal turismo arrivano buone notizie, come da Possagno, a Possagno dove i visitatori sono aumentati del 40% dopo l'ultimazione dei lavori che hanno interessato la Gipsoteca.
Prima del Covid, nel 2019, raggiungevamo circa 40.000 visitatori all'anno nel museo. Nel 2022 abbiamo toccato i 73.000 visitatori. Oggi, l'anno scorso, ci siamo attestati intorno ai 60.000 visitatori. Consideriamo però che per 6 mesi la Lazzari è rimasta chiusa, quindi insomma l'aumento è esponenziale, ne siamo veramente contenti. Boom di turisti a Possagno dopo i lavori che hanno interessato la Gipsoteca. Il 40% di coloro che visitano la Pedemontana arriva per ammirare le opere di Antonio Canova, ora in un allestimento che ne valorizza ancor più la bellezza. Nel 2017 abbiamo restaurato la prima parte della Lazzari e ad oggi abbiamo restituito l'intera Ala Lazzari, completamente ristrutturata appunto dal punto di vista sia sismico che il nuovo impianto illuminotecnico. Nell'area tra Asolo e Grappa aprono 9 infopoint per accompagnare i turisti alla conoscenza di un territorio che sta puntando molto a valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, mirando ai numeri ma soprattutto alla qualità del turismo. Tutti interventi fatti per puntare a quello che è un turismo di qualità, un turismo di alta qualità al quale vogliamo puntare come paese, come comune di Possagno, ma come territorio intero. Rimaniamo nell'Alta Marca, dove è prevista una ondata di maltempo in arrivo tra domani e il tardo pomeriggio, sera di martedì. Attesi venti forti e precipitazioni diffuse più consistenti sulle zone centro-settentrionali, in particolare su quelle prealpine, pedemontane e Dolomiti meridionali. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato per questo l'allerta gialla per rischio idrogeologico per il Piave pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione e Adige Garda. Parliamo di edilizia scolastica. La provincia di Treviso ha inaugurato in tempi record il nuovo Istituto Superiore Città della Vittoria, una struttura ecosostenibile dotata di moderne tecnologie, ma ci racconta tutto Nicola Marcato. È un motivo d'orgoglio per la provincia di Treviso oggi essere qui ad inaugurare questa scuola. Il Città della Vittoria a meno di 2 anni dalla posa della prima pietra e con un anno d'anticipo rispetto al cronoprogramma. La provincia di Treviso ha inaugurato in tempi record il nuovo Istituto Superiore Città della Vittoria a Vittorio Veneto, un progetto finanziato principalmente dal PNRR. 12 milioni di investimento, 14 aule, una sdoppiabile, in totale 23 ambienti, tra cui laboratori e uffici di segreteria, che fanno di questa scuola un modello ecosostenibile. La nuova sede scolastica è una struttura NZEB ecosostenibile dotata di moderne tecnologie per l'efficienza energetica. Nel corso del 2025 a Vittorio Veneto stanno per essere ultimati altri cantieri grazie al PNRR. Ringraziamo la provincia per aver deciso di fare questo importante investimento. Questo investimento sarà accompagnato, ricordo, anche della realizzazione di una nuova palestra a fianco dell'alberghiero e poi alla conclusione anche dei lavori per quanto riguarda il liceo Flaminio. Quindi diciamo c'è un investimento sul futuro della nostra città, sul futuro dei ragazzi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del vescovo Pizziolo e di varie autorità locali, oltre a 200 studenti. L'edificio comprende numerosi laboratori e aule all'avanguardia progettati per offrire un ambiente educativo e innovativo. Il compiacimento del dirigente scolastico. Cosa cambia con la scuola nuova? Che viene messa a disposizione dell'intera Ipsia un edificio più performante, più confortevole, con dei laboratori a portata di mano e soprattutto anche una suddivisione del nostro istituto più compatta su 3 sedi piuttosto che 4. Allora, adesso andiamo in pubblicità. Con ogni probabilità avrò degli aggiornamenti da Preganziola, dove stanno convergendo uomini e mezzi. A fra poco. In diretta stiamo tentando di capire cos'è successo a Preganziola, probabilmente in via Gramsci, dove stanno confluendo uomini e mezzi, vigili del fuoco e carabinieri. Mi parlano di diverse pattuglie. Stiamo tentando di capire, di verificare in tempo reale. Per il momento ritorniamo a Vittorio Veneto, dove è imminente l'addio del vescovo Pizziolo, che con noi condivide alcune riflessioni.
31 parto e raggiungo Don Paolo Saratin, un nostro prete giovane che è già dai primi di novembre nella Bahia a Livramento, e proprio perché non deve rimanere solo, che è un rischio che voglio che eviti, io vado a affiancarlo e a collaborare con lui. Ultimi impegni da vescovo per Monsignor Corrado Pizziolo, 75 anni compiuti il 23 dicembre scorso, pronto a partire per il Brasile, dove presterà servizio missionario nella diocesi di Livramento. Gli ultimi giorni che passa qui a Vittorio Veneto, che emozioni sta provando? Ma vengono alla mente tante esperienze, tanti incontri, tante persone con cui si sono avute relazioni belle, a volte magari meno belle, ma sempre costruttive, ed è un momento così di memoria grata, ecco, non tanto di nostalgia o altro, ma di riconoscenza. Domenica scorsa, durante una solenne concelebrazione in cattedrale a Vittorio Veneto, il segretario del Consiglio pastorale Emiliano Zuccolotto lo ha salutato a nome della comunità. Pizziolo rimarrà in missione fino agli 80 anni, finché la buona salute mi sosterrà, ha precisato. La salute è buona e quindi ho pensato che per alcuni anni posso fare questo servizio. In missione Pizziolo avrà l'opportunità di stare con molti fedeli e soprattutto con i giovani che hanno tanto bisogno di aiuto in questi tempi di grandi cambiamenti. Dentro al cuore non sono cambiati, perché sono sempre ragazzi e giovani che guardano con speranza il futuro e hanno bisogno di essere sostenuti e accompagnati non solo da belle parole o da promesse che magari poi non vengono mantenute, ma da esempi concreti, da testimonianze di adulti che mostrano loro ciò che vale nella vita. E c'era anche il presidente nazionale Giuseppe Notrastefano all'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica Trevigiana, che si è tenuta nel pomeriggio di ieri al Collegio San Pio X di Treviso. Presidente che ha annunciato l'aggregazione di 500 amministratori locali per un movimento politico fondato su basi democratiche e cristiane. Il ruolo dei cattolici è sempre quello di ogni tempo di essere sale e lievito per la vita del mondo, per la vita delle istituzioni. Richiama un passo del Vangelo di San Matteo, il presidente nazionale dell'Azione Cattolica presente al Collegio Pio X a Treviso per l'annuale Assemblea diocesana. Sul palco con l'assistente generale diocesano Don Giancarlo Pivato, l'attuale presidente trevigiano Giancarlo Guidolin, per una realtà presente in 129 parrocchie e che conta circa 6.500 iscritti, ad oggi la realtà più numerosa d'Italia. Il tema dell'incontro è stato il giubileo e il costante impegno dei cattolici nelle proprie comunità, guardando però al mondo. La dottrina sociale della Chiesa non è un pensiero di parte, è un pensiero che aiuta ad allargare lo sguardo sui temi che costruiscono la comunità, a partire da quello dell'inclusione, dell'attenzione alla vita, dall'attenzione alle relazioni e quindi alla famiglia, alla socialità. Allora i cattolici devono partecipare innanzitutto costruendo ed elaborando un'agenda politica. Devono essere capaci di affermarla questa agenda nello spazio pubblico. Scelte politiche non partitiche, ma per il bene delle comunità, puntando ad aggregare uomini di buona volontà al di là degli schieramenti, come è accaduto a Trieste con gli amministratori locali. Tra qualche settimana ci sarà un importante incontro di una rete di amministratori che si è formata a Trieste, quasi oltre 500 amministratori locali di diversi schieramenti, con un desiderio, quello di trovare punti di incontro per costruire dei percorsi, delle politiche concrete. Un incontro che per qualcuno potrebbe preludere alla rinascita di un partito cattolico centrista sulle orme della storica democrazia cristiana. La capacità di vivere la politica come servizio, ce lo ricordava Paolo VI, una grande forma, alta forma di carità, e quindi il tema di uno stile di fraternità che deve poter abitare anche il conflitto, perché in politica ci possono essere degli avversari, ma non ci sono mai dei nemici. Giornata della memoria al Sant'Artemio, si ricordano con un libro e una mostra anche gli internati militari. La storia è quella di Elio che a 21 anni disse di no al nazismo e al fascismo. La mostra sarà visitabile per tutta la settimana. Per sua scelta è stato prigioniero
nei lager del Terzo Reich per aver rifiutato la collaborazione con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Quando è stato fatto prigioniero aveva 21 anni, è tornato a casa dopo 20 mesi di prigionia. Parla del papà Elio, il fiorentino Orlando Materassi, e dalla sua storia individuale e poi familiare che prende lo spunto la mostra dedicata agli IMI, gli internati militari, che sarà ospitata per tutta la settimana nel foyer del Sant'Artemio in occasione della giornata della memoria, e questo tra foto, documenti storici e le pagine del diario tenute proprio in quei terribili mesi dal giovane Elio. La storia degli internati militari è stata la storia di una scelta antifascista che insieme a altre storie ha gettato le basi per avere poi la nostra Repubblica. Una Repubblica che ha faticato nei decenni a ridare dignità agli internati militari, migliaia anche dal Veneto. È anche un qualcosa di importante per il nostro territorio, per la nostra popolazione e per tanti parenti che ancora oggi vogliono giustizia. Noi sappiamo che la legge del 20 luglio del 2000 che sancisce la giornata della memoria parla oltre che della tragedia dell'Olocausto e del popolo ebraico anche di internati militari. Questo per anni purtroppo è stato un po' sopito, quindi è anche nostro dovere riportarlo a galla e farlo conoscere alla gente, agli studenti, alla popolazione. Contemporaneamente la casa editrice Cartesi ha donato al sistema trevigiano delle biblioteche 50 volumi di Arrivo a Mauthausen, scritto da Materassi accanto alla storica trevigiana Silvia Pascale, che è anche curatrice della mostra. Da docente Pascale pensa al messaggio per le nuove generazioni. E soprattutto il valore di scegliere allo stato attuale, quando i ragazzi e gli alunni a volte non sanno appunto scegliere, quindi è una trasmissione di memoria importantissima. Da qui la necessità di parlare degli IMI nei programmi scolastici di ogni ordine e grado. Sarebbe utile inserire in maniera integrale, in maniera approfondita anche questa deportazione. Su tutto ci sono le parole del giovane Elio. Il mio augurio a tutti i giovani d'Italia e del mondo intero di vivere in pace, senza più guerre di nessuna sorta e di non aver mai la sventura di sopportare quello che abbiamo sopportato noi nei lager nazisti. Parole che sono un testamento scritte da un giovane che quando rientrò in Italia aveva poco più di 20 anni. Vi mostro questa immagine che arriva da Preganziol. Siamo all'incrocio tra via Gramsci e via Manzoni, se non sbaglio. Vedete sul posto uomini e mezzi, c'è un'ambulanza del SUEM 118, ci sono vigili del fuoco, mi parlano di carabinieri e mi parlano anche di area recintata. Un attimo solo, ci sono carabinieri con casco, scudo, ci sono, stanno vedendo quattro militari, sembrano, ma appunto sembrano, tra virgolette, servizi speciali in antisommossa. Qualcosa quindi è accaduto a Preganziolo. Siamo tra via Manzoni e via Gramsci. Allora, in attesa di avere ulteriori dettagli, lo sport, il calcio, la battuta d'arresto del Treviso nell'anticipo di ieri in trasferta contro il Bassano, mercoledì si torna di nuovo già in campo. Una sconfitta che avrebbe potuto fare ancora più male se il Porto Gruaro non avesse fermato in casa il Dolomiti Bellunesi, lasciando pressoché invariata la situazione in testa alla classifica. Battuta d'arresto per la capolista che mantiene, nonostante il 2-0 in trasferta, la vetta del girone sempre a +4 dall'inseguitrice. Pareggio a reti inviolate invece in casa dell'Est per Campodarsego, che non approfitta del tutto dello scivolone di Treviso e Dolomiti. Tornando alla gara dei biancocelesti contro la confermata bestia nera Bassano, gli uomini di mister Cacciatore hanno subito il contraccolpo psicologico del gol del vantaggio dei giallorossi dopo appena 6 minuti di gara, grazie ad una perfetta punizione di Visinoni. Al 22esimo arriva la seconda munizione e quindi cartellino rosso per Artioli. Il Treviso si trova così a gestire il resto della gara con un uomo in meno. Il Bassano ne approfitta gestendo il vantaggio con contropiedi pericolosi. Nella ripresa alla mezz'ora arriva il gol del 2-0 grazie al neoentrato Gian, 18 anni appena. Per i biancocelesti
ora è fondamentale archiviare quanto prima la sconfitta e guardare alla prossima gara. Si torna già in campo mercoledì con il turno infrasettimanale della 25esima giornata. Al Tenni arriva l'Adriese, attualmente quarta, a 4 punti dal Campo d'Arsego. Vi mostro anche questa ulteriore visuale da Preganziol, dove stiamo tentando di capire cosa è successo. Via Gramsci, via Manzoni, l'area, lo vedete, è transennata, sono arrivati sul posto i carabinieri, ci sono anche delle persone, da quello che so si stanno recando sul posto anche dei colleghi. Il tema dell'immigrazione è di costante attualità nelle nostre comunità e se oggi si guarda soprattutto alla sicurezza e ai giovani di seconda generazione, non dobbiamo mai dimenticare come è stato ed è ancora talvolta difficile l'integrazione che si raggiunge con il lavoro, ma anche una qualità di vita dignitosa, obiettivo estremamente distante appena 30 anni fa, quando gli stranieri dormivano in strutture fatiscenti o in spazi comunali sovraffollati, come ci racconta la consueta rubrica La nostra storia, con un servizio del telegiornale datato 23 gennaio 1991. Due mesi fa a Treviso abbiamo fatto scoppiare il caso Duca degli Abruzzi, l'ex sede dell'istituto magistrale trasformatasi in precario rifugio notturno per decine di immigrati extracomunitari. In quell'occasione lo sgombero ordinato dal sindaco ha avuto l'effetto di un palliativo, visto che sistemazioni alternative non ne sono state trovate. L'analisi diviene ancora più allarmante se si guarda alle situazioni abitative per gli immigrati esistenti a Treviso. Se quella dell'ex caserma Piave appare una soluzione almeno decorosa, lo stesso non si può davvero affermare per il dormitorio di Piazzale Michelangelo, predisposto dal comune per ospitare in primo luogo chi alloggiava nella casa alquanto fatiscente e poi murata di via Michelangelo. Nel dormitorio di Santa Maria del Sile, accanto al supermercato Europa, ora alloggia un numero di persone molto superiore a quello consentito. Si parla di circa il doppio, 60-70 persone per notte, ed altri ancora dormono dentro le automobili parcheggiate di fronte. Ogni sera si assiste ad un continuo via vai, spostamenti non sempre molto chiari che danno luogo a rumori molesti e a una situazione di confusione e disordine. Lo riferiscono gli abitanti della zona, in un quartiere, quello di Sant'Angelo Canizzano, che lamenta lo stato di abbandono generale in cui viene lasciato dall'amministrazione comunale. Da parte appunto non solo sua, da parte della gente, diciamo, del circondario, numerose proteste. Per quali motivi? Perché non rese pulizia, non rese... insomma rese massa casino, insomma, no. Ecco, per esempio anche di sera, non so. Di sera rese qua, mi non posso delle volte venire fuori. Voi quindi immagino così con gli immigrati qui che rapporti avete? Forse? Ah, buoni. Buoni, mi rispetto, se gente come vogliono altri, non ho niente da dire. Intorno a Piazzale Michelangelo vi è poi molta sporcizia. Un altro aspetto allarmante è infatti quello igienico. L'interno del dormitorio è il risultato del sovraffollamento, della disorganizzazione, finanche di una diffusa trascuranza. Qui alcuni di voi lavorano, altri no, mi dicevi, no? Lavoro. Io lavoro. C'è qui chi lavora, c'è chi non lavora. Ancora cercare lavoro. Qui troppo grandi, anche ho tante persone qui che dormono, sempre problemi. Sempre avanti e indietro. Oltretutto dicevi ci sono anche i servizi rotti, perdita di acqua, da quanto tempo? E qui? E 4 mesi così. Ecco, voi avete avvisato il comune? Io ho telefonato al comune, vedete, ho tante volte andato al comune, però non faccio niente. Non sono mai venuti? No. Ho capito. Non so, la gente qui del vicinato, qui vicino, si lamenta certe volte perché magari sporcate un po' in giro o perché fate rumore la sera, la notte. È vero? Ah sì, è vero. Senza riscaldamento, senza cucina, con pochissimo spazio a disposizione, chi vive a Piazzale Michelangelo rimpiange perfino la sistemazione precedente. La vecchia casa, murata per pericolo di crollo, dove però c'era luce, acqua e la divisione delle stanze, permetteva perlomeno una qualche forma di organizzazione. Sempre Preganziol, questo il video che vi posso mostrare al momento. Allora, quindi siamo tra via Manzoni e via Gramsci, Preganziol, uomini e mezzi, ambulanza, diversi carabinieri, diverse pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco. L'area è stata transennata, ci sono
anche dei militari che sembrano in assetto anti-sommossa. Un attimo Tony, vediamo se riesco a mostrarvi anche delle altre immagini che stanno arrivando. Vorrei un attimo solo, vediamo se... Ecco, possiamo mostrare, questa è un'altra prospettiva. La zona è transennata, se non sbaglio è l'area dell'ex Iperlando, per intenderci, quindi siamo in pieno centro a Preganziol, a ridosso della strada del Terraglio, quindi siamo in attesa di capirne di più. Chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Per il momento è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.